E noi chiaramente siamo preoccupatissimi per questo differimento e aspettare il 1° gennaio 2024 è un problema. La CRITE, che è l'organismo di riferimento che autorizza le assunzioni, ha dei tempi tecnici, fa delle trimestrali, quindi c'è tutta una burocrazia chiaramente. E nel frattempo come facciamo con i servizi? Questo è uno dei temi portati sul tavolo del prefetto Francesco Messina da parte dei rappresentanti dei lavoratori del comparto sanitario padovano. Preoccupa il blocco delle assunzioni voluto fino a fine anno. Manca personale a tutti i livelli, dai tecnici di laboratorio ai medici. Abbiamo un documento da presentare al prefetto, un documento per il governatore Zaia, dove abbiamo i dati anche della nostra funzione pubblica regionale Veneto, che dicono che l'ULSS 6 è a meno 6,5 di personale. L'azienda ospedaliera è un incremento dal 2020 al 2023 di personale, ma non si sa questo personale dove si sia inserito, anche perché l'osservatorio nostro è che sono arrivati circa 230 infermieri, ma ne sono andati via la metà. Le testimonianze dei lavoratori presenti al sit-in davanti alla prefettura sono eloquenti e raccontano di carenze di personale in tutti i reparti. Io è tanti anni che lavoro in sanità, credo che sia la crisi più difficile che io abbia mai visto, cioè una crisi come questa sicuramente non c'è mai stata. Con il Covid abbiamo visto tante cose, ma diciamo che il Covid è stata la punta dell'iceberg a cui è susseguita una diaspora, cioè le persone sono proprio fuggite. Ma nel momento che le persone arrivano nei laboratori hanno comunque bisogno di una formazione, anche perché bisogna tenere presente che chi lavora a turni e quindi copre le urgenze in laboratorio H24 molto spesso si trova a lavorare da solo.